Maestro Bagliana, con lei tante volte abbiamo parlato di recupero di opere artistiche che venivano dal Vaticano o comunque di commissioni importanti che arrivavano dall'estero. Questa volta invece si tratta di recupero di un'opera sacra del territorio. Quante volte le è capitato nella sua carriera? E penso oltre una decina di occasioni ho dovuto intervenire per il restauro di opere o del monumento agli Alpini o della Grande Guerra, in questo caso della Madonna di Loreto dedicata all'aeronautica, che in sostanza il comune di Farra di Soligo, il sindaco Mattia Perenzin mi ha chiesto di esaminare questa statua che è qui di fianco, che era caduta dall'alto del monumento dove si trova a San Gallo, che è un'altura di oltre 300-400 metri. Quali erano i danni principali? I danni erano abbastanza rilevanti perché era rotta in 3 parti, proprio spezzata. Inizialmente ho detto vengo a vedere e poi esaminiamo il danno. Mi sono accorto, io pensavo che fosse un danno sacrilego, un danno così provocato da qualcuno che magari sa il discorso delle varie etnie, eccetera, delle varie religioni, e pensavo a un atto vandalico. Invece, quando mi sono avvicinato e ho esaminato i bronzi, i 3 pezzi di bronzo che erano spaccati proprio radicalmente dalla Madonna, rotta, e ho capito che era un'usura del tempo, anche perché quest'opera in bronzo della Madonna è stata realizzata 49 anni fa e non sono pochi, il tempo logora, e anche perché in quel periodo di 50 anni fa il bronzo aveva un'altra struttura, un'altra lega. Non è il bronzo di oggi con l'emancipazione tecnologica della lega del bronzo oggi, è ben diversa di 50 anni fa, e quindi ho capito che si trattava di un'usura del tempo. Quali sono stati gli interventi più importanti? Cosa ha fatto? La prima cosa, ho sezionato la Madonna in 3 parti, proprio sezionata. La Madonna è alta 2 metri e 50 centimetri, 60 centimetri e 1 metro ho dovuto saldare tutte le parti dell'usura del tempo. E poi anche la base che sorregge la Madonna, sono dovuto intervenire perché la base è quella che regge con un diametro di 12 centimetri che sorregge tutta la statua per dare maggior slancio, maggior dinamica all'opera, e questo è un punto di vantaggio anche a quei tempi che avevano progettato i vari progettisti, i vari architetti. È stata una cosa molto interessante anche capire la struttura come era eseguita e fatta 50 anni fa, e su quello io ho lavorato. Logicamente ho adottato una manifattura di bronzo attuale, di una lega di bronzo per la saldatura speciale, perché regga ancora quella vecchia di 50 anni fa. Il monumento è stato posizionato 50 anni fa dagli amici dell'Associazione Arma Aeronautica e rappresenta poi la Madonna di Loreto, che appunto domina il quartier del Piave ed in particolare Soligo. Perché avete affidato il recupero di quest'opera così importante per la vostra comunità al maestro Carlo Bagliana? Beh, quando è successo questo brutto fatto inaspettato, ho chiesto aiuto a un esperto, e chi meglio del maestro Carlo Bagliana, che ho avuto modo di conoscere e che conosco molto bene, e ho chiesto aiuto a lui e mi ha subito risposto: sono qua, disponibile, presente, e quindi è grazie a lui se oggi la Madonna è stata risistemata. Voglio anche sottolineare che il maestro Bagliana ha deciso di donare alla comunità di Farra di Soligo gratuitamente la sistemazione e il recupero della statua della Madonna di Loreto.